presentarmi al prefetto. Giusy Nicolini, nuovo sindaco di Lampedusa, ha ingranato la marcia mettendo a segno i primi atti della sua attività amministrativa. Ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori e soprattutto ha revocato gli incarichi a 3 consulenti delle predecessore del Rubeis. 2 sono indagati insieme all'ex sindaco nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di tangenti nell'ufficio tecnico comunale. Si tratta di Gioacchino Giancone e Giuseppe Gabriele. Al primo i magistrati della procura hanno sequestrato un terreno ed un immobile ad Agrigento che ritengono essere state acquistate con soldi delle tangenti ottenute in cambio di concessioni edilizie. Stesso reato per Gabriele, a cui la Guardia di Finanza ha requisito un conto corrente di 283.000 euro. Fuori dal comune anche Ninfa Parrinello, responsabile del settore economico-finanziario. Un atto indispensabile per marcare il cambio di direzione che questa amministrazione ha deciso di intraprendere, ha detto Nicolini, secondo cui si tratta di provvedimenti che avrebbe dovuto firmare il commissario nominato a febbraio dalla Regione, il quale sembra che fino ad oggi non abbia accertato alcuna illegalità, afferma Nicolini, malgrado 2 anni di ispezione, i sequestri, le inchieste e le condanne dell'ex sindaco. Tanto è vero, aggiunge il primo cittadino di Lampedusa, che la sede di Palermo, per cui Del Rubes è stato recentemente condannato in appello, risulta ancora affittata al comune. Nicolini quindi ha annunciato di avere chiesto all'assessore regionale Chinnice la revoca del commissario. Poi il neosindaco delle Pelagie è salita sull'aereo per Roma per incontrare il ministro dell'Interno Cancellieri per discutere del problema immigrazione. Un incontro costruttivo, ha dichiarato Nicolini, che ha ottenuto l'impegno del ministro a mantenere per il centro di Lampedusa la natura giuridica di centro di primo soccorso ed accoglienza, ma la discussione si è ampliata toccando anche argomenti relativi a nuove idee di sviluppo come il progetto di recupero dei barconi che creerebbe un lavoro qualificato per gli abitanti dell'isola e l'ipotesi di costituire a Lampedusa un polo di specializzazione universitaria per i giovani del Mediterraneo. Infine il sindaco ha chiesto alla cancelliere un'attenzione particolare per l'azione di ripristino della legalità in corso a Lampedusa e la rateizzazione degli oneri fiscali del 2011 che i lampedusani dovrebbero pagare quest'anno insieme a quelli del 2012.